Sono quasi 3.000 le firme che questa mattina un gruppo di cittadini bassanesi ha consegnato al vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco per denunciare, come fanno ormai da troppo tempo, il malfunzionamento dell'UL7 pedemontana, con tutti i disagi che comporta, in primis le lunghissime liste d'attesa. È la prima volta in questa legislatura che il Consiglio regionale accoglie dei cittadini e le proteste, quindi sottoscritte, quindi le firme che i cittadini hanno portato nel territorio direttamente in Consiglio regionale. Ecco, questo credo sia un evento positivo. I cittadini hanno spiegato a Finco e agli altri capigruppo le motivazioni che li hanno portati alla raccolta firme, chiedendo risposte alla politica, perché con la salute non si scherza. Sono cittadini che ci portano problemi oggettivi, cioè anch'io quotidianamente incontro persone con le più svariate problematiche che gran parte sono proprio a livello organizzativo. Soluzioni insomma se ne possono trovare diverse e ovviamente quello che faremo noi come Consiglio regionale è dare un indirizzo chiaro sia alla Giunta ma anche al direttore generale che prenda in mano la situazione e riporti il San Bassiano adesso a un ospedale di altissima qualità, visto che insomma da sempre la sanità bassanese è riconosciuta come un'eccellenza. Proprio ieri c'è stato un incontro tra il direttore generale dell'UL7 Carlo Bramezza e l'assessore regionale alla sanità Lanzarin, ma senza esito. È stato un incontro che è stato un po' deludente, non abbiamo avuto le risposte che chiedevamo, sono stati presentati dei numeri, non c'è l'impressione della consapevolezza della difficoltà, non c'è la volontà di ascoltare i cittadini da parte dell'assessore regionale. Ecco. Ascolto che invece abbiamo trovato oggi qui in Consiglio regionale, perché questa non è una battaglia partitica, non è una battaglia politica, è una battaglia fatta per i cittadini, con i cittadini, per la salute della nostra zona e di tutti i cittadini. Non è volersi intestare una battaglia politica, ma è voler lavorare per il bene di tutti.